in un luogo splendido, un luogo medievale della nostra città, Napoli. È un luogo che esiste già dai tempi di Carlo d'Angiò, dove questa struttura addirittura fu adibita a prigione. Questo era un complesso monastico ed è proprio in questo splendido luogo che ha inizio quella che possiamo definire l'epopea della scuola musicale napoletana. Perché? Perché è con il regno di Carlo d'Angiò che Adam de la Halle, fiammingo, che era a Napoli presso la corte degli Angioini, scriverà la prima opera in musica, che si chiama Les Jeux de Robin et Marion. Questa opera, chiaramente, che è un primordio di opera molto particolare, risente anche molto dell'influsso popolare del territorio. Si sente molta Napoli, molto ritmo, molte cose particolari in questa prima opera. E da qui chiaramente nascerà quello che sarà l'amore del popolo napoletano, ma soprattutto dei suoi visitatori e di tutti quelli che venivano qui a studiare e a permanere nella nostra città per lo sviluppo della musica, che avrà il suo massimo splendore nel Settecento. Possiamo parlare anche della prima scuola di musica della storia, che nasce invece con Ferdinando I d'Aragona, che invita un altro fiammingo qui a Napoli, nel 400 questa volta, a istituire un'accademia, una scuola di musica, e chiama Johannes Tinctoris, che era uno dei massimi musicisti dell'epoca. Lui cosa fa? Riunisce i musicisti più importanti dell'epoca, sia del territorio ma anche del nord Europa, e comincia a tradurre in latino le opere degli antichi trattatisti musicali della Magna Grecia, a cominciare appunto da Pitagora. E proprio in questa accademia si svilupperà qualche tempo dopo un'altra accademia, quella di Gesualdo da Venosa, e nell'accademia di Gesualdo da Venosa troviamo la presenza di Salvatore, che sarà il maestro di Provenzale. Quindi i quattro antichi conservatori e lo splendore della musica del Settecento napoletano, cominciando proprio in questi luoghi. Un po' più avanti di questo posto splendido troviamo il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, che era sempre, a differenza degli altri conservatori che erano gestiti da comunità religiose ma di laici, come il Conservatorio di Sant'Onofrio, il Conservatorio della Pietà dei Turchini, il Conservatorio di Loreto, di Santa Maria di Loreto, il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo era strettamente legato alla Chiesa, alla Curia. Tant'è vero che i documenti di questo conservatorio non si trovano a San Pietro a Maiella, che raccoglie i documenti e i testimoni documentali, oltre che le partiture dei tre conservatori che abbiamo citato. Ma questi documenti dei Poveri di Gesù Cristo sono custoditi nell'archivio arcivescovile, proprio qui alle spalle di questa splendida chiesa gotica, e all'archivio diocesano, quindi ci sono i documenti, i registri, mentre nella biblioteca dei Girolamini sono custodite le musiche di questa splendida scuola, che era appunto il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, dove Francesco Durante era maestro, ma dove si forma il mitico Giovan Battista Pergolesi, e uno dei grandi che abbiamo anche trattato nel nostro festival, Miguel Terradellas, che studia proprio nel Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, provenendo da Barcellona, dalla Spagna, perché ecco, Napoli era proprio un crocevia di cultura, per far sì che chi volesse appunto svolgere professionalmente e al meglio il lavoro di musicista o di cantante. Non dimentichiamo le grandissime scuole dei castrati qui a Napoli,
qui poi ci vorrebbe una puntata a parte per questo. Chiaramente abbiamo un florileggio di artisti che è difficile anche nominare, perciò ci è difficile avere un nome unico che possa rappresentare tutti, perché potremmo veramente cominciare da Francesco Provenzale, Alessandro Scarlatti, passando per Francesco Durante, Giovan Battista Pergolesi, Gianfrancesco De Maio. E a tal proposito io invito tutti il 23 di dicembre, sempre qui alla chiesa di Donna Regina, ma questa volta non alla chiesa gotica, ma alla chiesa barocca, ad ascoltare il Dixit Dominus di Gianfrancesco De Maio, che abbiamo trascritto. Anzi, ringrazio appunto Riccardo Ambrosino Iozia per aver trascritto questo lavoro esemplare, veramente un capolavoro per 5 voci e orchestra, e sarà eseguito per la prima volta nella storia